La ricerca, appena pubblicata dalla Commissione regionale Pari Opportunità, assegna a Vicenza la maglia nera per i tentati omicidi tra le mura domestiche. Su 48 registrati in Veneto, ben 13 sono avvenuti nella provincia di Vicenza. Quasi tutti ovviamente hanno come vittime le donne. Un tema, quello della violenza domestica sulle donne, che tiene impegnata la Commissione Pari Opportunità anche in comune. Il comune di Vicenza, con il lavoro assolutamente tenace mio come delegata per le pari opportunità e dell'assessore Giuliari, sta proprio lavorando sul progetto per l'apertura del centro antiviolenza a Vicenza. È un progetto di cui si parla da 20 anni. E il centro antiviolenza infatti aprirà a giorni, metterà insieme le associazioni e lo sportello organizzato in concorso tra il comune e l'ULSS, un progetto che parte da lontano e che ora sta per vedere la luce. Per offrire appunto alle vittime di violenza un posto anche fisico in cui recarsi per trovare delle risposte, per essere presi in carico nella totalità, a seconda del bisogno che la persona manifesterà. Una violenza che spesso colpisce persone legate da vincoli di parentela, genitori e figli, compagni, fidanzati, fratelli e sorelle. Non si riesce a comunicare e così rabbia e tensioni sfociano in reati gravi. Il pericolo è che poi la violenza, quando avviene tra familiari, venga messa a tacere e così la donna in pratica diventa vittima 2 volte. Una situazione che purtroppo tante volte facciamo finta di non vedere. Però si sa, tutti lo sanno, che il fenomeno della violenza domestica è un fenomeno che è assolutamente preponderante tra i tipi di violenza, perché è quella violenza che tra l'altro rende anche più difficile la denuncia provenendo dai familiari.